Ancora buonasera cari telespettatori e telespettatrici, con prove tecniche avevamo avuto una prima anticipazione nel bel mezzo del telegiornale con Deborah Serracchiani. Ancora ciao a Lenarduzzi. Buonasera Paroni, buonasera Serracchiani. Serracchiani, che sensazioni ha? Siamo a 4 giorni ormai dalle politiche. Ma insomma abbiamo fatto tanto lavoro, nel senso che siamo stati presenti anche sul territorio. Devo ringraziare i candidati al Parlamento perché veramente abbiamo fatto diverse iniziative, anche l'iniziativa che abbiamo fatto di raccordo proprio sul territorio regionale ad incontrare aziende, sia quelle in difficoltà che le nostre eccellenze, andare nei luoghi del ricordo, della memoria, da Porzus alla Foiba di Basovizza, al Sacrario di Re di Puglia, insomma. Io penso che sia servito anche a far capire loro e credo e spero a tutti noi quanto sia importante che ci sia sempre un pezzo del nostro territorio che li segua a Roma, insomma, perché quando dovranno decidere dovranno avere ben presente che pigiare quel tasto significa avere anche a cuore gli interessi del Friuli Venezia Giulia. Senta, oggi Franceschini, lo diceva anche lei prima, ci siamo solo noi in giro, altri non se ne vedono, ma perché avete paura di perdere o... No, ma perché abbiamo sempre avuto una presenza e un radicamento territoriale forte. Io faccio il segretario regionale da 3 anni, abbiamo sempre fatto le campagne elettorali. Devo dire tra l'altro che vanno ringraziati tanti volontari, loro lo fanno tutto l'anno, non soltanto in campagna elettorale. In tanti luoghi noi siamo presenti al mercato praticamente tutto l'anno, abbiamo delle sedi fisse che in qualche modo sono anche un raccordo sul territorio. Insomma, credo che anche stavolta abbiamo dimostrato che ci mettiamo la faccia, ma non perché abbiamo paura di perdere, ma perché vogliamo governare il paese. Per governare il paese bisogna essere vicino alla gente, capire i problemi che ci sono, prendersi anche gli insulti, perché ce ne prendiamo tanti. Capita? Beh sì, insomma, per cosa ce la ne prendiamo tanti. La cosa che fa più male credo a ciascun candidato, a prescindere dal colore politico, è sentirsi dire che siamo tutti uguali, no? Anche quando onestamente pensi di aver fatto diversamente, pensi di aver investito in persone nuove per bene, che hanno un lavoro sulle spalle, che insomma credono davvero di fare onore, sperano di poter fare onore alla nostra Repubblica. Per cui quello un po' dispiace. Ovviamente sono la prima a dire che la politica ci ha messo tanto del suo perché si arrivasse a quel punto, per cui mi rendo conto che bisogna rispondere ed essere anche rispettosi. Tra le monetine a Craxi e all'ex presidente dell'MPS, cioè Craxi disse questi sono rubli. No, beh, ma io penso che la vicenda di MPS sia una vicenda terribile sulla quale va fatta grande chiarezza, anche perché stiamo parlando di un istituto bancario di primaria importanza, stiamo parlando di un momento storico nel quale l'Europa stessa chiede vigilanza alle banche e noi siamo di fronte ad un caso di malaffare terribile, per cui monetine per monetine, chiaro evidentemente che vada fatta chiarezza, che siamo ci sono dei già processi alle in corso. telefonate, Serracchiani, però pensavo io che magari una volta c'era Tangentopoli e tutto finiva lì, oggi mi pare che sia allargata. Insomma, che ci sia un problema di corruzione nel nostro paese è evidente, che ci siano tanti miliardi che vanno in fumo nella corruzione è altrettanto evidente, che ci debba essere un impegno chiaro verso delle leggi che vanno fatte immediatamente, alcune sono state fatte anche dal governo Monti con il voto del Partito Democratico, ma aggiungo che non basta, riguardano l'anticorruzione, riguardano il conflitto di interessi, riguardano la capacità anche di avere delle liste pulite, insomma credo che ci sia stato un impegno questa volta. Forse l'abbiamo fatto un po' tardi, ma insomma bisognava farlo. Eccoci. Una telefonata da casa, buonasera. Buonasera, sono Arretrato da Vaschetto, buonasera. Due domande. Non posso furlan, perché la domanda che hai di fare alla Serracchiani risponde proprio sulla lingua friulana. Lei risulta, almeno a me mi risulta, che nella festa del PD Emilia Romagna ha detto che nella scuola bisogna insegnare l'inglese, non di certo il friulano, che è una lingua secondaria. Oltretutto, visto che lei parla di etica e di morale, no, siamo quasi alla conoscenza, no? Risulterebbe, mettiamo al condizionale, che le macchine blu qua su in montagna, governo Ili, più di una volta sono state usate per andare a prendere la moglie per cene conviviali, no, politiche, la moglie di qualcuno. Su questo però De Prato non abbiamo elementi, non ci sono elementi, risulterebbe, visto che 2 bicchieri, siamo alla procura con 2 bicchieri, una tazza di tè, volevo sapere se era a conoscenza di questi fatti. Grazie. Anche nel governo Illy.
Bene, saluto, grazie. Buona serata. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, credo che lei si riferisce ad un video che sta girando su internet da diverso tempo, che mi dispiace solo che non sia completo. C'era una domanda molto precisa che veniva fatta da dei ragazzi e questa domanda aveva riguardo a quello che sta succedendo nel nostro paese e sta succedendo anche in questa regione, che molte scuole stanno togliendo la seconda lingua e stanno togliendo anche ad esempio le ore di laboratorio. Insomma, abbiamo un problema di capacità di creare una classe dirigente competitiva. In quell'occasione mi era stato chiesto che cosa pensavo della necessità di mantenere ad esempio le ore di inglese eccetera. Io ho detto che non è come dire, opportuno costringerci a scegliere tra il friulano e l'inglese. Io l'ho detto più volte, in questo senso c'è una proposta molto precisa, abbiamo fatto anche diverse conferenze stampa, lo troverà scritto sicuramente anche sulla rassegna stampa. Abbiamo chiesto più volte che c'è una legge ordinaria della 482 che prevede il finanziamento anche per la lingua friulana anche nelle nostre scuole. Ricordo l'impegno dell'amministrazione Illy in questo senso. Io credo che bisogna mettere in condizione i nostri ragazzi di sapere l'inglese e il friulano e di fare una scelta molto chiara sulla loro capacità. De Prato arriva in soccorso. Per quanto riguarda le auto blu, io come lei sa durante l'amministrazione Illy non avevo alcun incarico e ovviamente non posso saperlo. Se lei mi dice che ci sono dei procedimenti in corso ci sarà chi accerterà. Io quello che posso dirle è il comportamento che ho io e il comportamento che pretenderò e pretendo che abbiano tutti coloro che hanno incarichi istituzionali. Io vorrei prima di tutto che si facesse uno scarso uso delle auto blu, che fosse ricondotta all'etica, quella che le dicevo prima, e quindi soltanto per un'attività che riguarda l'incarico istituzionale, per nessun'altra attività. Assessori? Le dico di più, ma non sempre, non è necessario neppure per gli assessori, ma le dico anche di più, Allora, che non c'è bisogno, no, ma che non c'è bisogno di andare in giro con una BMW 525, per dirle una Audi, insomma si può andare in giro anche con delle macchine assolutamente più economiche, che magari consumano di meno, che possono muovere i nostri assessori nel modo più logico. Per quanto riguarda me, io mi muovo con la mia vettura, siccome lo scorso anno ho fatto 90.000 km, sto arrivando, siccome lo scorso anno ho fatto 90.000 km e siccome faccio l'avvocato e posso permettermi di pagare in leasing una macchina, ho una macchina, siccome questa è stata oggetto di varie discussioni, ho una macchina confortevole che mi serve per girare, per andare sul territorio. 90.000 km non sono pochi, ho preferito investire nella sicurezza. De Prato, dicevo, viene in soccorso per la questione dei traduttori nel Consiglio regionale, 36.000 euro all'anno. Cioè, quindi leggevo noi abbiamo tedesco, sloveno e friulano. Sì. Pochissime traduzioni. Ma allora, però... siccome penso la storia di questa regione è fatta anche del plurilinguismo, delle minoranze e della tutela che ci siamo intestati come un impegno anche costituzionale e nel nostro statuto, allora io credo francamente che siamo e continuiamo ad essere speciali anche per questo. Naturalmente, siccome io penso che la competitività dei nostri ragazzi, ma insomma di noi tutti, derivi anche dalla conoscenza, conoscere più lingue, anche quando queste sono lingue minoritarie, ti apre la mente molto di più che continuare ad essere, diciamo, fermo su alcune materie. No? Una telefonata, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Da dove ci chiama? Io chiamo da Udine. Io oggi ho letto su un quotidiano locale, che non faccio il nome, che ci sarebbe in itinere un discorso tra la Serracchiani e i vertici del partito, non so se Bersani o chi, per una riscrittura del patto con lo Stato. E addirittura ho letto testuale, entro il 31 marzo. Allora, dato che ci sono diverse patate bollenti, io adesso non le so tutte, ma ci sono c'è da riportare ai 6 decimi, perché lo Stato ce li ha riportati a 4 sull'IVA, giusto? Poi c'è la fiscalità. No, sono due cose diverse, non volevo interromperla, no, per chiarezza. Quello che lei ha letto oggi che va fatto entro il 31 marzo è rivedere, rinegoziare con l'attuale governo il patto di stabilità, che è quello che in questo momento impedisce per esempio a tanti comuni che abbiamo sul nostro territorio di pagare i lavori che hanno iniziato a fare, anche si figuri quando i soldi li hanno, però il patto di stabilità non li fa spendere. Infatti io ho letto con piacere questa cosa, l'ho interpretato in un altro modo, vede, lei adesso mi ha dato la spiegazione. No, invece il patto con Bersani, la fiscalità di vantaggio, c'è il discorso venuto fuori adesso della soprintendenza, cioè ci sono tante cose da poter sviluppare prima. Ottimo. Perché una cosa è farle prima, no? Entro il 31 marzo, almeno qualcuna, e un'altra cosa invece è promettere
che verranno fatte. Bene, Ecco. Lasciamo spazio agli altri. Sì, se Sì. posso solo aggiungere Sì. una cosa, il patto, quello con Bersani a cui faceva riferimento anche la persona che ha chiamato, scusi non mi ricordo il nome, è un patto che ho voluto sottoscrivere con quello che auspico sarà il prossimo Presidente del Consiglio per riportare a protagonismo questa regione, no? Come lei ricordava, noi abbiamo l'autonomia fiscale, abbiamo la questione della compartecipazione dei decimi, abbiamo una questione ancora aperta che chiediamo ad esempio di compartecipare anche per quanto riguarda tutti i redditi dei dipendenti statali, abbiamo la necessità Il comparto unico. di agire sul demanio militare, cercare di capire quello che possiamo acquisire, che può essere utilizzato per il nostro territorio, eccetera. Insomma, tante cose che vanno discusse col governo italiano. Vorremmo che il prossimo governo se ne facesse carico immediatamente ed è il motivo per cui abbiamo sottoscritto Senta, la il patto. delibera di oggi in giunta regionale di questi 90 milioni, che cos'è? Ma io credo faccia riferimento alla questione degli enti locali, no? Noi ieri abbiamo fatto questa iniziativa sul patto di stabilità. La Regione ha in questo momento stabilito di venire incontro alle esigenze degli enti locali con 90 milioni. Noi abbiamo detto che questi 90 milioni purtroppo non bastano perché ne servono almeno fino a 130 per consentire nell'immediato e quindi a norme nazionali invariate, cioè con le stesse norme nazionali sul patto di stabilità che andranno cambiate, nell'immediato bisogna aiutare i nostri enti locali, i quali stanno affrontando dei lavori rispetto ai quali non possono neppure pagare pur avendo i soldi in cassa, per esempio il saldo, lo stato Sì. di avanzamento lavori. No, scusi, solo perché Prego. questo significa mettere in difficoltà le nostre imprese Sicuro. che stanno lavorando e mettere in Sicuro. difficoltà i lavoratori di quelle È imprese, quindi tutto lei capisce vero. che è importante. Ma il patto di stabilità ci siamo trovati tra capo e collo perché l'Europa ce l'ha chiesto. Non sì, potevamo però più continuare. sa qual è il problema? Che soltanto noi lo abbiamo applicato in questo modo, cioè soltanto l'Italia lo applica in questo modo e aggiungo, soltanto il Friuli Venezia Giulia lo subisce nel modo in cui lo subiamo 2 volte, perché noi, come lei sa, abbiamo il trasferimento agli enti locali delle competenze diretto, no? Immediato, tutto a nostro carico. Questo significa che farci applicare il patto di stabilità con il saldo a competenza mista, che si applica in tutti i comuni d'Italia e quindi anche nelle regioni ordinarie, a noi ha mandato in cortocircuito un sistema che era comunque un sistema virtuoso. Abbiamo i soldi e non possiamo pagare. Esattamente. Senta, un 347, esiste un caso Baiuti all'interno del PD, nel senso che non è ricandidabile alle regionali, non gli è stata concessa la deroga per le politiche e ora si pensa di candidarlo per la provincia. Non le sembra una grande presa in giro per una persona come Baiuti? No, io ho una grandissima stima di Giorgio Baiuti. Ricordo che è stato sempre uno dei relatori più importanti dei bilanci regionali, non ho assolutamente alcuna intenzione di perderlo. Significa che Giorgio Baiuti ha con me la garanzia di una collaborazione utile e necessaria non tanto a me e non tanto al Partito Democratico ma a questa regione. Ovviamente nel caso di Vittoria sono già convinta che sarà una delle persone sulle quali Quindi bisognerà fare l'assessore esterno, affidamento. sicuramente. Adesso io sapevo che No, l'ha detto lui, ce l'ha detto qua, io una sto settimana dicendo fa, che ce l'ha detto lui. abbiamo la necessità di persone capaci, competenti, che abbiano esperienza. Giorgio Baiuti ha dimostrato di averla più volte e non ho intenzione di fare a meno di persone di grande esperienza. Benissimo. Senta, c'è l'incognita neve e quindi porterà probabilmente meno gente alle urne, però qua da un 338 si chiede: la gente è sfiduciata e si percepisce una volontà di astensione da parte di molti. Che messaggio può dare per convincere a non disertare le urne? Ferdinando da Udine. Ma io, guardate, è una preoccupazione per tutti, non soltanto per chi non fa politica. Io vedo tanta rassegnazione, tanta preoccupazione e anche tanta rabbia. Vorrei che le persone capissero che andando a votare non delegano in bianco a nessuno le scelte che verranno fatte per il loro futuro. Quindi vorrei che se ne riappropriassero. Ovviamente io penso che il voto giusto sia quello al Partito Democratico e al centrosinistra, vorrei però davvero che ci fossero italiani che, sentendosi italiani, vadano a votare e credo che insomma sia il primo appello da fare. Una telefonata, pronto? Buonasera Parone, buonasera a chi non mi ricordo mai come si chiama. Leonarduzzi e la Seracchiani. Leonarduzzi. Leonarduzzi e alla Deborah Seracchiani. Buonasera. Allora, io ho seguito la Seracchiani in qualche intervista con Lenia Notte a proposito di Taranto. TG3. A proposito No, di, scusi? come Ilva. si dice, ha esaminato il problema di Taranto e questo e quant'altro. Non ha però portato la sua esperienza a livello regionale. Cioè, questa regione ha impiegato 10 anni per stabilire che la laguna di Grado di Marano non è inquinata.
no? E poi ci sono tante altre cose. Venerdì della settimana scorsa è stata vicino a casa mia a inaugurare un depuratore che dal 2002 aveva delle anomalie negli scarichi. Sono stati spesi 7.200.000 euro, almeno questo sulla cronaca dei giornali. Senta, quindi la domanda qual è? Allora, a Lumignaco aspettiamo da 2 anni i dati del PM10, da 2 anni, e non ci vengono comunicati. A chi li avete chiesti? Li abbiamo chiesti All'ARPA. al presidente Tondo, all'ARPA, a Croatini, al comune di Pavia di Udine, e nessuno ci ha risposto perché i dati non ci sono. Ma guardi, io Grazie, buonasera. sì, buonasera. La risposta per telefono, per televisione. Saluti. Sì, buonasera. Ma guardi, allora, io per quanto riguarda le questioni, diciamo, che lei citava, aggiungo anche la Ferriera di Servola, insomma, perché la regione è una regione ampia ed ha problemi ambientali e di lavoro e di occupazione comunque simili purtroppo ad altre situazioni che lei citava. Allora, io credo che vadano fatte delle scelte che vanno nella direzione anche indicata dall'Europa, quindi sì, economia e crescita, ma con sostenibilità, quindi una crescita intelligente, sostenibile e evidentemente anche inclusiva. Significa che dobbiamo fare quegli interventi necessari. Lei citava l'inaugurazione dell'impianto di laminazione delle acque meteoriche che è stato fatto nella zona industriale di Udine. Io credo che, ha ragione anche lei, ricordava che c'è stato un procedimento in corso che si è chiuso, credo che sia un impianto utile e importante, credo che sia stato un investimento per la zona industriale che serve anche per la competitività delle nostre aziende. Io quello stesso giorno ho visitato l'ABS. L'ABS, lo sappiamo, negli anni passati è stato motivo giustamente di preoccupazione per la popolazione, di preoccupazione per l'occupazione. Lì sono stati fatti importanti investimenti. In questo momento è un forno elettrico importante, uno tra i più importanti d'Italia ed Europa, dove sono stati fatti degli investimenti anche per quanto riguarda l'impatto ambientale. C'è un rispetto, come è giusto che sia e come anche culturalmente opportuno che sia, un rispetto per la sicurezza sul lavoro che deve essere un esempio per tutte le nostre aziende. Anche per i residenti? Io credo che il lavoro che è stato fatto, appunto, che dicevo, di investimento per limitare il più possibile l'impatto ambientale di questa azienda sia un lavoro che va nella direzione giusta. Tutto perfettibile, tutto da migliorare, la Regione in questo senso ha grandi compiti. Lei citava la laguna, consideri che adesso è chiaro a tutti, perché ce l'ha detto finalmente il Ministero, che tutta la competenza è regionale, quindi noi dobbiamo fare la riperimetrazione della laguna, dobbiamo decidere per esempio che cosa vogliamo fare a Marano, quello che sono le iniziative anche per i nostri pescatori. Abbiamo fatto un'iniziativa in questo senso. Insomma, credo che la Regione abbia il compito di monitorare ci e porta dare direttamente risposte. a Moretton, clamorosamente escluso dalle parlamentarie e clamorosamente indiperito con lei per la questione che è successiva poi dopo. Ma insomma, Gianfranco Moretton è stato... Scusi, aggiungo, perché uno sta in un partito, per quali questioni sta in un partito? Perché crede nella politica del partito oppure perché quel partito gli garantisce magari altri 5 anni? Allora, guardi, io penso, ma insomma credo che la risposta a lei se la sia già data, che in un partito si stia perché si crede in un progetto, si crede nei valori che sono dietro l'idea politica di quel partito, magari si sta anche in una compagnia di persone che si stimano, dopodiché io non credo che si stia in un partito per la poltrona. Conosco tanti di quei volontari, tante di quelle persone che lavorano, aiutano, fanno, ma ho capito, ma guardi che torno a dirle, si sta in un partito perché se ne condividono le idee, non si sta nel partito perché si ha la garanzia di una poltrona. Gianfranco Moretton ha avuto molto da questo partito e da partiti precedenti che sono confluiti nel Partito Democratico. Io penso ad esempio che la sua esperienza di capogruppo avrebbe potuto metterla a disposizione di una classe dirigente da formare, così come credo che non è la poltrona che giustifica la presenza in un partito, lo ribadisco perché credo che sia un tema sul quale insomma i nostri cittadini hanno giustamente posto molte domande. I nostri telespettatori da casa, pronto? Tantissimi. Eccolo qua, è caduta la linea. Senta, Serracchiani, quanti politici ha rottamato in questi ultimi mesi?
Il termine non mi piace, Renzi, e quindi però. ecco, no, infatti Matteo lo usa e l'ha usato e credo che abbia anche fatto bene nel porre un problema che è Adesso quello sta del dando anche una rinnovamento mano a della Bersani. classe dirigente. Sì, Ma è perché una l'ha mano chiamato? importante. Ma no, ma perché è un membro, un dirigente importante del Partito Democratico, giustamente. Poi tra l'altro credo, guardate, che vada riconosciuto a Matteo Renzi di essere stato e di essere estremamente leale, che tornando alla domanda che lei mi faceva, non è una cosa comune in tanti partiti, perché quando alcuni hanno la Perché vi reazione serviva dei bambini, Serracchiani, alcuni vi hanno serviva. la reazione dei bambini quando si gioca col pallone, no? Il pallone è mio, si gioca solo quando lo dico io e me lo porto via. Allora, Furba, non tutti agiscono così, furbissima. non tutti Molto agiscono brava, così, molto le posso brava, molto la brava, ringrazio, molto questo mi fa brava. molto piacere, Molto però brava. tornando a questo, credo che il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia abbia fatto un grande rinnovamento. 2/3 dei parlamentari che mandiamo a Roma sono nuovi, dei consiglieri regionali 17 sono i consiglieri regionali attualmente del PD, se ne ripresentano solo 6. Io credo che abbiamo fatto in termini di rinnovamento un grande investimento. Scusi, ma perché le e primarie credo- avete fatto solo a Trieste per il Consiglio regionale? Ma perché lei sa meglio di me che entrare esageri, nella lista... non esageri. No, ma lei è preparatissimo. Lei sa che entrare nella lista del Consiglio regionale non è come entrare nella lista bloccata del Parlamento, no? Uno fa le primarie, le vince, entra nella lista bloccata del Parlamento, a seconda della posizione viene eletto. Serracchiani, si fermi un attimo che non vorrei che mi metti scusi. solo giù. Aia, Pronto? sul più bello. Sì, pronto? Buonasera. Buonasera. Sì, buonasera, scusi, disturbo. Io vorrei parlare con la signorina o signora Serracchiani. Signora, adesso signora da qualche minuto. buonasera. Signora, va Dopo bene, 18 buonasera. anni, ahimè, loro malgrado sono signore. Congratulazioni. Grazie. Io le vorrei chiedere una cosa, dato che siamo in clima politico, in clima elettorale, state facendo promesse a destra, centro, sinistra. Come andranno le cose? Uno dice che toglie l'IMU, il centro dice che toglie l'IMU, la sinistra toglie l'IMU, eccetera, eccetera. Quindi, domanda. I programmi quali sono? Beh, non tutti adesso, però insomma, perché Se, sennò- se vuole io Perché volentieri... No, no, io le dico una cosa sola, io chiamo da San Giovanni Altisone, Triangolo della Sedia, crisi pazzesca, Bene. come presumo per tutta la zona del Friuli Venezia Giulia e per altre zone dell'Italia. Voi che programmi avete? Bene, allora circoscriviamo al triangolo della sedia. Grazie per la telefonata. Finisco solo Sì, su quella che abbiamo sospeso. Ben volentieri. Per quanto riguarda la lista dei consiglieri regionali, lei sa meglio di me, le citava prima che bisogna prendersi le preferenze, quindi non basta entrare nella lista, bisogna avere anche la capacità di prendere le preferenze. Posso assicurarle che non c'è la corsa a riempire la lista, per cui in base ai nomi che sono arrivati, le assemblee provinciali di Udine, di Pordenone, Uno è andato a fare l'Alto candidarsi Friuli, a sindaco eccetera, di San Daniele. vabbè, ma era già in lista però. Era già in lista, ma dopo Era aver già in fatto lista. due- E quindi due non c'è, mandati- però la consultazione era prevista, tant'è che a Trieste non hanno Che chiuso la lista e ricambio è hanno fatto la Serracchiani questo? consultazione. Uno che ha fatto 2 mandati di sindaco, 2 mandati di consigliere regionale, poi dopo dice vabbè adesso vado a fare il sindaco, tento di fare il sindaco di San Daniele. Guarda, Non no, è molto- non- non è molto non è- ricam- no, ma aspetti, non è corretto metterla in questi No, termini. no, Allora, no. io credo che Paolo Menis, stiamo parlando di Paolo Sì. Menis, era già nella lista al Consiglio regionale per il Partito Democratico. Lei sa che San Daniele è commissariata, sa che è una parte importante del nostro territorio anche per quanto riguarda lo sviluppo economico, turistico, il consorzio del prosciutto, insomma abbiamo assolutamente la necessità di mantenere alta quell'eccellenza. E Paolo Menis si è sentito chiamato dal territorio per tornare a dare un servizio, no? Anche perché ovviamente c'è una bella differenza tra fare il consigliere regionale magari di maggioranza e il sindaco di San Daniele. Credo che sia apprezzabile il sacrificio che ha L'impegno, fatto, non gliel'ho beh. chiesto io perché evidentemente glielo deve chiedere il territorio e per quanto mi riguarda la scelta era stata Senta fatta telegrafica sul in un triangolo della altro modo. sedia? Sì. Là sono preoccupati. No, ma giustamente ahimè perché la crisi è forte e li ha colpito ed è una crisi che viene da lontano, però mi permetto di dire che c'era anche prima di questa crisi economica e finanziaria. Io credo che vadano fatte delle scelte importanti. C'è da interrogarsi prima di tutto se funzionino ancora i distretti industriali. Io penso di no, penso che bisogna capire come si sono modificati anche in altre parti d'Italia e in altre parti d'Europa. I distretti sono stati sostituiti dalle filiere. Significa avere la capacità di
rispondere alle esigenze di un mercato globale dove evidentemente noi possiamo investire sulla qualità, sulla competitività del nostro capitale umano, dei nostri lavoratori e sulla capacità dei nostri imprenditori di fare una cosa complicata ma importante, che è quella di penetrare nei mercati internazionali, non delocalizzando le imprese, producendo qui ma vendendo i prodotti fuori. Non voglio fare il liberista. E investire e innovare, che è importante. Selvaggio avrà sentito, sicuramente andrebbe iscritto a caratteri d'oro ciò che ha detto il sindaco di Gemona ieri rispetto al comparto unico. Noi abbiamo dipendenti che lavorano nella nostra regione, comune, provincia e regione, che sono pagati il 25% in più dei dipendenti allo stesso livello delle altre regioni. Allora, noi abbiamo anche però delle competenze che altre regioni non hanno, no? Il privato è in crisi, Triangolo della Sedia, Electrolux, 300 Esubri, eccetera, eccetera. Ma ne potremmo ricordare tanti anche qua. Esatto, tanto il privato è in crisi, il dipendente del privato ma anche le aziende, tanto il dipendente del pubblico impiego chiede aumenti, sia classe dirigente sia il personale. Allora, guardi, io credo che vada fatta anche chiarezza e bisogna essere sempre estremamente equilibrati. Allora, lei ha ragione su un privato che è in difficoltà e che va aiutato, ha ragione su un comparto pubblico che va rimesso in moto, nel senso evidentemente di capire che questa è una regione che ha comunque competenze che altre regioni non hanno. Quindi i nostri funzionari, i nostri dipendenti regionali sono chiamati alla gestione del servizio sanitario regionale per intero, sono chiamati ai trasferimenti delle competenze agli enti locali di cui parlavamo prima per intero, e sono chiamati ad avere tante altre competenze che noi addirittura speriamo di acquisire. Significa che vanno utilizzati meglio e che va riordinata la macchina regionale. Io le dico anche una cosa in più. No, ma parliamo di stipendi. Le dico una cosa in più. Aspetta, mi faccia parlare. Le dico anche una cosa in più. Noi abbiamo la necessità di recuperare le tante ottime competenze che abbiamo dentro l'amministrazione regionale e invece abbiamo la tendenza a rivolgersi fuori, le consulenze, le agenzie regionali, le società partecipate. Ecco, io direi che bisogna sfruttare meglio i nostri dipendenti regionali e le nostre competenze, riordinare il comparto. Lei ha ragione sulla questione che il comparto unico comunque ha comportato degli aumenti che avrebbero dovuto essere compensati da una mobilità diversa, e il sindaco di Gemona si lamentava del fatto che la mobilità avviene soltanto in una direzione e non nell'altra. Noi, facendo anche la riforma istituzionale che ci siamo impegnati a fare, superamento delle province, aggregazione dei comuni, revisione delle funzioni e delle competenze della regione, vogliamo anche realizzare quella parte del comparto unico che si chiama mobilità, che si chiama capacità anche mobilità collettiva, che si chiama pulizia di tutto quello che c'è intorno alla regione, tutte quelle società partecipate, alcune delle quali non vanno per niente bene, si dovrebbero togliere. Ma perché faccio anche l'avvocato di diritto del lavoro e lei sa benissimo che quelli sono diritti acquisiti, si può decidere soltanto per il futuro. I famosi diritti acquisiti intoccabili. Lenarduzzi, se no... Se vuole, no, però scusi, ma se vuole, siccome siamo in campagna elettorale, racconto balle. Siccome non sono una persona capace di raccontare balle, dico quello che si può fare e quello che non si può fare. Pronto? Sì? Buonasera. Buonasera. Prego. Posso? Sì, certo, ho chiamato. Una domanda semplice. Volevo sapere questo, siccome si parla poco di provincia, volevo sapere se la Serracchiana, lo dico simpaticamente ovviamente, se ha intenzione di fare desistenza come 5 anni fa. Cioè 5 anni fa abbiamo fatto il concorso tra il Festival degli Sconosciuti e chi non aveva fatto mai parte neanche del Consiglio dei ragazzi. Cioè volevo sapere se si vuole ripetere questa bellissima esperienza. Grazie. No, accetto la provocazione, le dico già di no. Faccio la premessa però che per me la provincia di Udine non doveva andare al voto, così come non sono andate al voto tutte le altre province d'Italia che hanno avuto la loro scadenza naturale. Noi siamo speciali, non è che possiamo essere speciali per costruire zattere per Gattopardi, no? Per cui io penso che avremmo dovuto, questa è carina, bellissima, lo so. Allora, detto questo, vogliamo però fare una corsa fino in fondo, affidando l'incarico anche a delle persone che hanno in mente proprio quella riforma istituzionale che vogliamo fare da subito, anche dentro la regione. C'è qualcosa che non va, Serracchiani. Cosa è cambiato? La stessa domanda l'ho fatta anche a Travanut, consigliere regionale. 5 anni fa voi rivendicavate la quinta provincia, oggi invece volete abolirle anche le altre. Le ho già detto, 5 anni fa non c'ero,
io in qualche modo ho... No, ma voglio dirle, io ho fatto con chiarezza una scelta che ho posto al mio partito e sulla quale il mio partito ha ritenuto di darmi l'appoggio. Quella della riforma istituzionale è una necessità. È una necessità che è dettata dal fatto di fare economia di scala, dal fatto che le competenze ad esempio della provincia sono delle competenze di residuo che in qualche modo possono essere superate affidandole a delle aggregazioni di comuni che rispondono di più alle esigenze dei cittadini. Ripeto, ci sono poi delle zone sulle quali bisogna fare una riflessione anche importante rispetto a chi affidare le risposte. Le faccio un esempio: noi abbiamo le agenzie per l'impiego che sono provinciali. Sì. Le province con tutte le difficoltà che hanno, ma aspetti un attimo, con tutte le difficoltà che hanno, dentro l'agenzia per l'impiego lei ha ragazzi interinali ai quali sta per scadere il contratto, dipendenti pubblici che non fanno di professioni formatori per l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, e soprattutto non ha le strutture necessarie che devono essere straordinariamente efficienti e competitive in un momento di grande crisi come quella che viviamo. Bene. Senta, perché stiamo già sforando i 5 minuti, Serracchiani, ne sono arrivati diversi di messaggi. Qua arriva uno, Serracchiani, cosa pensa della Picchione, il sovrintendente tanto criticato, imputato? Allora, io devo dire che c'è un problema serio a questo proposito e viene la Serracchiani più che rispondere... Per me è una sabaudo borbonica, mi convinca, grazie, siamo stati... Sabaudo borbonica, io posso correttamente rispondere rispetto a quello che deve fare l'amministrazione regionale che vorrei guidare. Noi dobbiamo fare assolutamente in fretta e farlo bene il piano paesaggistico regionale, perché è nel piano paesaggistico regionale che vengono stabiliti i rapporti tra la soprintendenza e la regione. Aggiungo anche che in quel patto che citavamo prima con Bersani io ho inserito anche la tutela paesistica, perché vorrei che con il governo italiano si facesse una riflessione seria in una regione autonoma come la nostra, che sa ben governarsi, anche magari di avere, perché no, la capacità, è difficile, è complicato, sono norme nazionali, di poter fare qualcosa in più, di avere rapporti di coordinamento diversi e migliori con le soprintendenze. Qualcosa di più leggero, Serracchiani, che fine farà Friulia? Questo dovrebbe chiederlo a Tondo, visto che è legata alla terza corsia. No, senza i dividendi di Autovie. Senza i dividendi, allora guardi, lei ha posto una domanda seria, non è per niente leggera, nel senso che io personalmente lo dico anche da cittadina del Venezia Giulia, sono veramente preoccupata, perché noi rischiamo che se l'operazione della terza corsia non raggiunge, diciamo, la sua necessaria chiarezza, premesso che l'opera la vogliamo, e questo voglio dirlo con grande chiarezza, perdonatemi la ripetizione, vorrei però evitare di perdere in un colpo solo due asset regionali che sono straordinariamente importanti, e lo diceva a Manzano anche Tondo quando ricordava che noi abbiamo un sistema finanziario che alcuni hanno copiato, un pezzo del quale si chiama Friulia, Medio Credito, e c'è Autovie Venete, che è sempre stata una cassaforte importante per mettere i soldi poi in Friuli, aiutare le imprese, eccetera. Negli anni questo patrimonio si è disperso, non lo abbiamo curato abbastanza bene, l'impegno che abbiamo assunto da soli di fare la terza corsia, che è un'opera strategica di valenza addirittura europea e non solo regionale, nazionale, ci sta mettendo in difficoltà terribili, perché noi abbiamo agito sulla base di un piano finanziario che risaliva a quando l'economia tirava. Ora, in questo momento, non sono parole mie, sono quelle di Emilio Terpin, il quale dichiara la realizzazione della terza corsia è un fatto super complicato, lo cito testualmente. Senta, buonasera, chiedo se l'onorevole Serracchiani ritiene utile modificare il divieto dell'Unione Europea di dare aiuti alle nostre imprese. Se salviamo un'impresa in temporanea difficoltà, salviamo i redditi dei lavoratori e il gettito fiscale per lo Stato. Invece ora facciamo chiudere le imprese, mandiamo le persone a casa e lo Stato spende risorse per la cassa integrazione. Perfettamente ragione, l'analisi è corretta, lei si riferisce ai cosiddetti aiuti di Stato. Qui guardi, una regione come la nostra, che resta comunque una regione di confine, quindi comunque ha i problemi di diciamo, rapporti con la vicina Slovenia piuttosto che con la vicina Austria, ha uno strumento straordinario che ha usato poco, ed è quello di contrattare con l'Unione Europea le deroghe e l'apertura delle maglie degli aiuti di Stato. Questo per esempio è stato fatto in Carinzia per le imprese forestali, questo è stato fatto in Slovenia per quanto riguarda alcune importanti aziende, questo verrà fatto, perché già andiamo in quella direzione, per la Croazia per quanto riguarda i cantieri navali. Quindi vuol dire che noi, regione, potremmo andare nella direzione opposta a quello che lei citava nella seconda parte del suo messaggio, e cioè
tenere in piedi le aziende, aiutarle in un momento di difficoltà, magari garantendo loro la liquidità e quindi tenere in piedi anche i posti di lavoro, per poi far sì che nel momento in cui la ripresa c'è e in qualche modo la accompagniamo, sì. quell'impresa diventa Lei è un'impresa del giovane, territorio. per sua fortuna, ma la signora Thatcher, tantissimi anni fa disse all'Europa: restituitemi i miei soldi. Ma guardi, questo lo sta dicendo Cameron che ha sostituito la Thatcher anche quindi, recentemente. Ma la Thatcher Guardi, ha fatto scuola evidentemente. L'Europa, nella quale io credo nel modo più assoluto Noi e che voglio, noi abbiamo dato tantissimo all'Europa. Ha perfettamente ragione, noi però abbiamo un sacco di problemi che sono anche nostri, nel senso noi siamo un contributore netto, diamo più soldi di quelli che riceviamo, ma il problema dell'Italia, che tra l'altro adesso con il nuovo bilancio europeo siamo riusciti ad abbassare, quindi diamo meno soldi e speriamo di averne comunque sempre tanti, il problema dell'Italia è che ne chiede pochi, ma soprattutto quando li ottieni non li spende. Questo guardi che è un problema serissimo, perché significa in Europa non poterli chiedere più, spesso restituire quelli che sono stati dati, e guardi che è un problema anche di questa regione. Noi eravamo stati autorizzati a spendere il doppio dei soldi che abbiamo speso per il 2007-2013, ce l'abbiamo nei cassetti, non riusciamo a spenderli perché mancano i progetti o la capacità di realizzare ed eseguire progetti. Senta, metterete, nel caso diventi presidente della giunta regionale, metterà mano alla legge Bertossi? Perché qua chiedono se sì o no alle aperture domenicali. Allora, intanto un chiarimento, non c'entra l'Europa, nel senso io ho sentito spesso dire che quella delle aperture domenicali era un problema creato dalla direttiva Bolkestein. La direttiva Bolkestein non dice nulla sulle aperture e sugli orari di lavoro, fa la liberalizzazione dei servizi, dopodiché spetta agli Stati nazionali e nel nostro caso anche alla Regione darsi delle regole. Significa che noi metteremo mano, nel senso che ci daremo delle regole chiare. Quindi si torna a 27 significa, domeniche? ma no, ma guardi, non do i numeri perché non è serio. Dico che però bisognerà, è quella. no, ma bisogna studiare i territori, perché i nostri territori hanno anche esigenze diverse, quelle turistiche da quelle di arte. Se sviluppiamo ad esempio il turismo delle crociere a Trieste, è chiaro che dobbiamo andare incontro a delle esigenze diverse. Se ti arriva una nave di 1200 persone la domenica pomeriggio non può non trovare neppure un bar aperto, insomma, no? Per cui però regolamentare, perché non si può neanche pensare che si apre 365 giorni l'anno, tutte le ore. Lei è europarlamentare, in caso di vittoria, di sconfitta, che cosa farà? Continua a fare l'europarlamentare? Ma guardi, io la mia scelta l'ho già fatta, è la regione, l'ho detto con chiarezza e resterò in regione. Dopodiché anche il presidente Tondo mi ha invitato a dimettermi, no? Allora io gli ricordo che quando si è candidato contro Illy, lui è rimasto fino all'ultimo giorno parlamentare italiano e si è dimesso dopo essere stato eletto, quindi insomma... ne abbiamo di esempi di paracadute tantissimi. No, ma non è un paracadute, io ho già fatto la mia scelta, resto in regione, l'ho già detto, però sto facendo il parlamentare europeo, sto cercando di farlo bene, stiamo adesso affrontando dei fascicoli importanti che riguardano l'Adriatico-Baltico che le citavo prima, continuo a fare il mio lavoro, però non si prendano in giro i cittadini chiedendo a me di fare quello che non si è fatto in passato. Da saggia socialdemocratica, l'IMU serve ai comuni o a punire i ricchi? Allora, guardi, l'IMU, non faccio i conti in tasca ai cittadini, li faccio in tasca a me. Io non voglio che mi venga restituita, ho la fortuna di poterla pagare. Se magari pagando la mia IMU c'è un pensionato che ha la fortuna di essere proprietario di una casa, ma non ha il reddito per pagarci le tasse, evita lui di pagare le tasse, questo è il modo migliore per avere una tassa che garantisce i servizi, una capacità di spesa in base al reddito, quindi non i ricchi, ma il reddito, e giusta equità e solidarietà per non lasciare indietro nessuno. Bene, dimezziamo il finanziamento ai gruppi regionali e via. Ma anche meno, anche meno. Che cosa augura Tondo, Serracchiani? Tanta salute. Bene. Ma no, lo dico sul serio, adesso veramente non vorrei che fosse bene, una battuta. No, nel senso, io penso davvero che, e mi dispiace quando lui lo fa nei miei confronti, che le persone non si debbano mai attaccare personalmente, ma solo politicamente. Onsel? Fuori per fuori? Primo turno? Onsel ha fatto bene l'amministratore e lo ricandidiamo convintamente perché è il sindaco della città di Udine. Grazie. Bene, grazie a Leonarduzzi, grazie a Deborah Serracchiani. Grazie agli ospiti, a voi. A domani sera. Chi c'è? Domani sera Carlo Monai, l'onorevole Carlo Monai. Buonasera. Collega della Serracchiani. Buonasera. No, non è parlamentare europeo. No.